3 milioni di euro in più in un anno se viene mantenuto questo livello dei prezzi del gasolio e del metano. È chiaro che è insostenibile un aumento di questo tipo. Una situazione insostenibile, ovviamente non è sostenibile per tutte le aziende di trasporto pubblico, ma sappiamo bene che il problema non è solo sulle aziende della mobilità pubblica. A febbraio, prima dell'inizio del conflitto in Ucraina, già si parlava di un salasso da 1 milione di euro, ora quel conto è triplicato. Del resto la flotta MOM comprende 55 mezzi a metano e 350 a gasolio, la questione quindi è matematica. Il gasolio che è aumentato del 67%, il metano ricordo che è aumentato del 500% e l'elettricità del 400%, è un onere impossibile da sostenere. Aumentano e come le uscite, quanto alle entrate, al momento è tutto fermo, non si sa ancora per quanto. Noi gli introiti delle aziende di trasporto pubblico sono di due tipi, uno sono le tariffe e il secondo il Fondo Nazionale Trasporti. Se le tariffe non possono essere ritoccate e se il Fondo Nazionale Trasporti non può essere ritoccato, mi dica lei quali sono le condizioni, se non intervenendo sui costi, e lo stiamo facendo, come si può parare a un aumento di questo tipo. Da qui la richiesta di MOM al governo, quella di mettere un tetto ai costi dell'energia, gas in primis, e questo in un momento già di per sé difficile dopo 2 anni di pandemia e a fronte di aggressioni ed episodi di violenza a bordo, l'ultimo della serie a Villorba quando uno straniero è andato in escandescenze alla fermata del bus. A noi risulta che non fosse in regola col biglietto, l'autista ovviamente facendo il suo dovere ha chiesto il biglietto e invitandolo ovviamente a mettersi a posto, questo non l'ha fatto, è sceso e ha dato un pugno alla porta rompendo il vetro della porta. L'uomo si è dato alla fuga e sulle sue tracce ci sono i carabinieri. Aumenta il gasolio, aumenta il metano, aumenta l'elettricità, l'azienda è costretta a sopportare costi impossibili, non è permesso che l'utente pretenda di salire su un mezzo pubblico e non paghi il titolo di viaggio.